Mm. Mm. Ah, buongiorno CP. Il box, tutte le cose del CP sono congelate. Oh. Cane no. Ecco. Che bravo quel cane. Su. Brava. Oh là. Se non le parli in cagnesco, lei non sa. In cagnesco, cioè l'hai detto in umanesco. Come funziona? Ah. Signor Francesco. Ecco la pausa tipica di Marco. Cosa Pausa tipica. ci dice? Cosa ne pensa di questa nostra sosta nel verde toscano, immersi in questa atmosfera un po' collinare, un po' olivesca, un po' uliveto? Ci dica. Eine Moment, s'il vous plaît. Non è ubriaco a sufficienza per rispondere a questa mia domanda. Prima di tutto questo vino, Fa schifo? no, è versatile. Perché è vero, si versa. È È versatile. versabile. Poi È cosa Versace. dire di questa avventura in piena campagna toscana? Tuscania. Sì, con i Toscana. camion che ne contraddice che perché sono in tangenziale, perché passa Esatto, Dio mio. però siamo in vista Uliveti e Borgo, direi Sì. che è stato un giro appassionante, Appagante? appagante, in buonissima compagnia. E a parte Giacomo che non può mangiare l'insalata, non può, Male. non vuole. Non vuole? No, ma Manca adesso il cordon bleu, glielo mangiamo. facciamo. glielo fa- Ma il Ecco. cordon bleu l'avevo mangiato uno, quell'altro era metà. Giro consigliato a tutti quanti perché questi borghetti riservano sorprese non da poco, anche i Tipo i sentierucci. trans. Ciao cane! Ciao! Addio cane. Addio cane. Piccola autoannotazione botanico-culturale, vedo tantissimo rosmarino, non che da noi non ce ne sia per carità, però qua lo vedo spesso ovunque. Eccellente! Grazie, salve! Per me ho capito a sinistra. Vabbè. Io ho capito di là però un altro. Io ho capito di qua, sì, e ho capito che Andrea Serni è a Rezzino. E beh, tantissimi ulivi. Confermo, la città degli ulivi e dei rosmarini. Singano, ti sei preso su il rosmarino souvenir? Sì? Guarda il fioretto dove l'ha fatto a casa. Bello, simpatica. Codadrio, attore, guarda che mistieri Italia, guarda. Attore d'Adrio. E davanti sti ulivi. A sinistra. No, Marco, un altro attore ancora. E da qui l'eterno quesito. Medice o medicei? Dipende da come te alzi a mattina. Come il tampone, faringeo o faringeo? Dipende. Quando si capisce in stesso, va bene stesso. Tutto era quello, ha usato la fortezza per mettersi. Ah no, sono quelli dei restauri, dai. No, Sempre a pensare male. Questa è casa sua, lui invece roba lame. Ma sì, normale. Se questo ha un'abitazione medicea o medicea o tutti e due. Peccato che non so fare più. Peccato, sì, perché potevano aprire, far visitare dentro. Comune del Lucignano, non si fa ste robe, dai sindaco. Anche perché il sindaco ti deve far così. Mettete in panni di un camperista, fa finta di essere un camperista o un turista in generale che vede questa bella torre, ci arriva eccetera eccetera, arriva là e trova tutto chiuso e ci resta un po' male. Però vi perdoniamo dai per questo bellissimo panorama che ci offrite. Cioè non che vi perdoniamo perché ci offrite il panorama, cioè vi perdoniamo perché in cambio ci offrite questo tipo di panorama. Adesso viene fuori il fioretto qua stoppa. Guarda un'altra ancora, guarda sto qua il un campo archeologico come il giardino fioretto, va che figata! È tutto chiuso. Qui abbiamo Luzignano, guarda che bello. Però anche qua il discorso che dico sempre, magari lo hanno fatto per i cervi, i cinghiali, chi lo sa. Ma quanto brutto è quei recinti, rovina sto paesaggio che sarebbe stato bellissimo, no? Collinetta dove siamo noi, punto di osservazione. Un'altra collina con gli ulivi, che già quella è bellissima come punto da focalizzare, quasi come fosse il punto finale, no? Ok? E poi il punto finale, ossia la ciliegina sulla torta, il piatto forte, chiamalo come vuoi, il borgo di Luzignano, che in questo contesto acquisisce la sua magia. Però vedi, a volte basta veramente poco, tipo un recinto, butta là, che perde.
Ma sì, è un po' come tipo io vado matto per le vongole, no? Le vongole verace fatte con l'olio, l'aglio, il prezzemolo. Puoi fare anche il miglior piatto del mondo di vongole, ma se ci passa un uccellino e ci schitta sopra, le rovinate. Cioè, anche se hanno le vongole più buone del mondo, cioè comunque si è rovinato il tutto. Penso che arriva il fioretto e scuto, fa finta di niente, stai immobile, imparami. Anche il casco a guerra, Dio caro, ne tira sì col ciò posto qua, sta attento. Mimetizzati con l'ambiente, sì l'ambiente, non fa rumore, ad eccetto di chip. Prima di andare volevo appuntarmi per me, fare un attimo un piccolo quadretto della situazione, anche se il sole ogni tanto mi spegne le luci, di quanto bene sono stato con gli amici e... non mi ricordo più. Sì. Però quello potrebbe essere quella cortona. Anche secondo me. Lo dicevo a Marco prima, a telecamere spente, guarda la Toscana, che infinità di borghetti. E poi il discorso che si è fatta l'altra volta, chissà se per caso o per strategia turistico-commerciale si è deciso di mantenere questa estetica, no? Rustica di questi borghi in pietra faccia vista, col legno, no? E tutti quei dettagli che dico sempre, tipo il palo della luce tassativamente in legno, il guardrail in legno, eccetera, eccetera, che però per un turista che arriva fa bello. E la Toscana, sì, è straricca. E la domanda mia è stato un caso? Non gli piacciono le case nuove? Oppure è stato volutamente deciso della serie, ragazzi, guarda che se fate case di merda si perde il turismo, un po' come a Valdobbiadene quando hanno fatto quei condomini. Si chiamano Belle Arti, si chiamano apposta. Non mi ricordo. Ah, si chiamano Belle Arti? Belle Arti si prevedono di avere delle caratteristiche da rispettare per costruire una casa, su luoghi particolari. Aspetta, perché anche Marco la dar carne, ma no, non l'ampredotto che non la piacesta che altra sera, un altro tipo di carne, una carne metaforica ossia legata al paesaggio. Parlavamo di vincoli paesaggistici e mettono questo filo elettrico di fronte al paese. È vero? Brutto cioè, da vedere. Sì, adesso non vogliamo fare i tragici eccetera, però ha ragione Marco, è un insegnamento che si vuole dare un po' a tutti per valorizzare il proprio territorio, valorizzare le proprie proprietà, perché veramente se non ci si dà caso basta una cazzata per rovinare. È l'esempio dello schitto sopra le vongole. Poretti, guarda dove erano chiusi i cani, dentro quell'ammasso di Ethernet lamiera. Ethernet, sì, ma da informatico. Wow. Ringraziamo Marco perché secondo me, che ha avuto l'ispirazione di prendere questo sentierino, perché secondo me la Toscana è anche e soprattutto questo. Cioè, cos'è la cosa tipica della Toscana? Diciamo le case rustiche e le colline, cioè, oltre ai borghetti a visitare, i monumenti eccetera, le colline, queste distese di ulivi, questa è Toscana, bella. Un disastro di qualcosa. No, qua in Toscana era sempre gli Etruschi, però non mi ricordo se sono gli Etruschi che sono venuti a rompere le palle a noi o se siamo noi sotto la figura dei Romani che siamo andati a rompere le palle agli Etruschi e poi l'Etrusconia è diventata Toscana. Questa non me la ricordo. Ok, ma... E come ogni caratteristica dei Romani hanno saputo ogni volta prendere il meglio da ogni civiltà che avevano sconfitto. Ma gli Etruschi erano nella Toscanalandia o sì, sono arrivati certo. dopo? No, erano qua. Ah, ecco, quindi come dicevo, erano nativi di qua, poi i Romani hanno conquistato tutto l'Italia e anche loro hanno conquistato. Quindi qua siamo in Etruschia, giusto? Specifica Marco che io ho tirato fuori il discorso degli Etruschi, ma non è che questi sono resti etruschi, cioè non lo sappiamo, può essere. I resti etruschi io li avevo visti quando ero andato prima del camper, perché prima di prendere il camper viaggiavo tantissimo, alle necropoli, all'acropoli di Populonia, che è a Piombino, provincia di Livorno. E questa è la casa del tipo. Sti robi qua arancioni, come a stazione dei treni abbandonata vicino a casa del zio di Alessia. Anche a Lupo ha detto, te ricordi tu che volta che trauma qui captura il passaggio a livello di cogliere a boccia che ho fatto che quel là è stato un trauma anche per lui. Ragazzo, se vuoi seguire, se vuoi prendere ispirazione dal nostro giretto che abbiamo fatto in questi giorni, quindi ovviamente si suddivide in più puntate,
Ti dirò la mia personalissima impressione, voto 10. Importantissimo anche secondo me lo stacco che abbiamo dato, perché borghi e velocità e poi anche un attimo il cazzeggio in mezzo alla natura, in mezzo agli uliveti, alle colline, e poi il pranzetto nel pranzo in area camper, quindi si sta tutto. Madonna del Dio, ragazzi, guardate in fondo fin dove continua sta stradina. Questa cosa è seriamente biciclabile. Poi hai visto, abbiamo trovato tutte aree camper gratuite e pertanto i soldi risparmiati nelle aree camper, come hai visto, li abbiamo investiti in panini e cose varie che abbiamo preso nei negozi. Stupendo. Siete in posti invidiabili, siete. Sì. Non c'è niente, però ci si sta bene. Ma no, Sì. appunto, siamo in ricerca di quello noi. Sì. Buona giornata. Arrivederci. Quello che volevo, picnic sul prato con la vista di un borgo toscano. Perché quando io dico di non avere mai aspettative, non vuol dire che io mi comporto bene e non ho le aspettative, ogni tanto ce ne ho anch'io. Guardate dove sono. Ecco. La mamma le comprò. Dopo io sono quella che non sa cucinare, sono rilegata ai fornelli. Cioè, guarda che bruschette col pane toscano. E quindi vediamo se li uccido tutti oppure sopravvivono. Se non li vedete più nei prossimi video è perché la mia cucina li ha fatti secchi, insomma. Avevo già la luna e Urano nel leone. Che presepata pazzesca. Ma dove? Quello sopra, non sembra un presepe, guarda che roba. Ma quindi l'hanno messo in padella. E quei sbalzi di umore degni di testo, non sto cosa, so bright, but they're fading after dawn. There is magic in Kingston Town. Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see